La vostra fiducia è stata mai tradita in modo crudele? Forse sì, ma non credo come in questo caso. Oggi parliamo di una signora di 34 anni, sola, che vive a Tempio, purtroppo alle prese con un declino cognitivo. Una persona che aveva avuto solo bisogno di cura e supporto, ma è proprio in un momento di difficoltà, in una banca Olbia, che la sua vita prende una piega inaspettata. È qui che entra in scena Lucia Redina Caru, 65 anni di Olbia. La nostra anziana è confusa, agitata allo sportello. E Lucia, con un fare apparentemente gentile, le si avvicina offrendosi di aiutarla. Sembrava un gesto di pura generosità, giusto? E invece, ragazzi, è solo l'inizio di un vero e proprio adescamento. Nei giorni successivi, con la scusa di prendersi cura di lei, Lucia arriva addirittura a portare l'anziana a vivere a casa sua. E qui il colpo di scena, o meglio il colpo grosso, perché porta la signora da un notaio e la convince a firmare una procura notarile che le dà carta bianca su tutto il patrimonio. Parliamo di cifre pazzesche, ragazzi. Nel giro di pochissime settimane questa persona ha messo le mani su 3 case, un terreno agricolo, carte di credito, conti correnti, polizze assicurative e tutto quanto arriva a formare addirittura un patrimonio che si aggira ben oltre i 500.000 euro. Praticamente tutto quello che la 84enne aveva. Un vero e proprio furto di una vita intera di sacrifici mascherato da beneficenza. Ma per fortuna il raggiro è stato subito scoperto. Il primo a accorgersi che qualcosa non andava è stato il responsabile della banca. E insospettito da strani movimenti e dal fatto che la sua cliente storica, sempre sola, fosse improvvisamente accompagnata da questa sconosciuta, ha avvisato subito una parente e ha presentato un esposto. Poi l'avvocato dell'anziana ha fatto lo stesso. Una reazione a catena si è creata che ha attivato la giustizia con una velocità davvero incredibile. Per me questa persona merita un applauso. Lucia Redina Carru è stata subito indagata per circonvenzione di incapace. Il GIP di Tempio, Marco Contu, su richiesta del pubblico ministero Salamartino, ha disposto il sequestro preventivo di tutti i beni della vittima. Un passo fondamentale per tutelare la signora e impedirle di perdere tutto quanto. Per Lucia sono scattate misure davvero severe, parliamo di divieto di avvicinamento all'anziana, allontanamento dalla sua casa e, questo non me l'aspettavo, pure l'applicazione di un braccialetto elettronico per il controllo a distanza. Mentre per la vittima è stato nominato d'urgenza un amministratore di sostegno che ora potrà gestire i suoi conti e garantirle le necessità di cui ha bisogno. Questo episodio ci fa chiedere chissà quanti anziani soli, magari con fragilità cognitive, sono a rischio ogni giorno. Dobbiamo essere tutti più vigili, più attenti ai nostri cari e vicini di casa, segnalando qualsiasi cosa sospetta ci sembri sospetta. Voi credete che le pene siano sufficienti per crimini così odiosi contro persone vulnerabili? Fatemi sapere e alla prossima.